Buonasera dal TG1. Nelle sue comunicazioni in Senato, in vista del vertice europeo di domani, il Presidente del Consiglio Draghi interviene sulla vicenda del DDL Zan, il disegno di legge contro l'omotransfobia, sul quale il Vaticano ha sollevato la questione di una violazione del concordato tra Stato e Chiesa. L'Italia, afferma, è uno Stato laico e il Parlamento è libero di discutere. Laicità, sottolinea, e la tutela del pluralismo e della diversità. E il capo del governo torna anche sul tema dell'immigrazione e della ripresa dopo la pandemia. Mario De Pizzo. Illustra le sfide del prossimo Consiglio europeo Mario Draghi e in Senato risponde anche sul disegno di legge Zan contro l'omofobia dopo l'intervento del Vaticano e chiarisce. Il nostro è uno Stato laico, è uno Stato laico, quindi non è uno Stato confessionale, quindi il Parlamento è libero, certamente libero di discutere, ovviamente. È il momento del Parlamento, non del governo, sottolinea e ribadisce la laicità e tutela del pluralismo. L'Italia, con altri 16 paesi europei, ha firmato un documento contro le leggi discriminatorie dell'Ungheria. In vista del vertice di domani a Bruxelles, Draghi torna sul tema dell'immigrazione, necessario il lavoro comune dell'Unione, fondamentali i rimpatri e i corridoi umanitari e l'enfasi sul piano nazionale e anche sulla necessità di rafforzare l'integrazione. A metà giornata il pranzo al Quirinale con il Presidente Mattarella e i ministri. Centrale il tema della ripresa dopo la pandemia. La fiducia sta tornando, ma non è gratis, afferma Draghi. Il vero banco di prova sarà l'autunno. Essenziale non abbassare la guardia, vaccinare tutti gli over 50, preparare la riapertura delle scuole. Per l'Europa una fase nuova, è tempo di spese per incoraggiare la crescita, lavoro, politiche fiscali espansive. Il patto di stabilità di crescita, così come era prima, è superato. E questa ormai è convinzione comune. L'Italia, assicura Draghi, è pronta a fare la sua parte, in primo piano le riforme. Gli occhi dell'Europa sono sull'Italia, su di noi. Il nostro è infatti il programma più significativo. Draghi insiste sull'Europa attore globale che beneficia del passaggio da Trump a Biden, pronta a rapportarsi con la Cina seguendo 3 criteri guida: cooperazione, competizione, franchezza, e a difendere multilateralismo, sviluppo, equità. Al Senato PD, Movimento 5 Stelle, Leo e Italia Viva chiedono il passaggio del DDL Zan direttamente in aula.